Buongiorno e benvenuti a tutti all'angolo rustico della Contrada Molinetto. Quest'anno qui nella corte di Tonea vi presentiamo i magnari di una volta. Quello che tra poco vi presenteremo è il momento quasi rituale del pasto di mezzogiorno di una famiglia patriarcale nel secolo scorso, all'inizio del secolo. Era un momento rituale delle famiglie numerose che si ritrovavano a mezzogiorno o nella cena a condividere insieme i momenti della giornata. La distribuzione, il posto di sedere nelle tavole di questi anni aveva un ruolo ben preciso. A capotavola sedeva il nonno, che era il capofamiglia e comandava tutta quanta la famiglia. Poi c'erano i madeghi, che erano fratelli e sorelle del nonno, che non essendo sposati rimanevano in casa e accudivano o i bambini o lavoravano nei campi. Questi sedevano a fianco del nonno, avevano un ruolo ben preciso anche nel posto a sedere a tavola. Dopodiché sedevano i figli, le nuore, i bambini e all'altro capo della tavola sedeva la nonna. La nonna che aveva la mansione di sovrintendere alla cucina e a tutta l'organizzazione della casa. La cucina aveva una stufa a poche pentole ed era l'angolo della casa più vissuto di tutta la casa di contadini. E era l'angolo più vissuto dove ogni giorno raccoglieva le tensioni, i discorsi, le piccole beghe di famiglia. Ma ascoltiamo cosa succedeva un giorno qualsiasi di primavera, quando c'erano poche cose nell'orto, quando la stagione offriva quel che offriva, cosa succedeva prima di mezzogiorno nel secolo scorso in una famiglia patriarcale. Ascoltiamo. Armi arrabbiati qua, che sei tutta la mattina che ti corri su e sopra ai campi col cane. No, mi ha detto che potevo andare. Ma guarda che siete ciappo. Non stavi qua su quei teci che te brui. Che siete fatta tempo, va con l'anima e dai tu sui occhi, che sei quasi mezzodia che ancora viene dentro. Ma quando si mangia, amico, ho fame. Corri così. Così ora da mangiare le suito qua. Abbiamo ancora da pareggiare a to e a to botto se messo di e fra poco arriva anche gli uomini dei campi con la fame. Non stai che parecchio tutto viva. Ciao, ma invece a Maria, se è mia tornagna. No, la ancora da arrivare dal marcà e sì che fra poco a sa che si qua messo di. Ah, nonna, che ha detto a mia gente che stamattina su Cunaro che c'era pochi ovi. Stasera bisogna vedere che fa il capoeira. È sempre la solita storia della settimana. Quando che le galline fa pochi uvi, ha anche fatica a pensare cosa sarà a pareggiare a sena se via. È vera. Andi a fare una bella roba, adesso che ti hai messo su le legna, fin cane va fuori un fiasco di vino. Che cosa che deve essere quasi finito. Sono molti di vittoria per gli uomini che voi, vero? Anche perché si nicata a mangiare, via di beva. Perché come che in cucina è meglio mettere chi che non lecca. In cane va meglio mandare chi che non va a voi a secca. Se vai bene tutto. Cuenta camispa e te para cuenta. Si passa una vedere Maiara. Ha detto che in settimana che porta il golfetto quello da festa. Era quasi finito. Era così che male. Saria ora? A se una settimana che aspetto. A so che promosa di vederlo. Guarda, una settimana. Sì, è. Adesso qua, sono tornata a marcare, anche avessi visto quanta gente che c'era, mi ha finto che aspettare il Pesaro. Ciao! A me pare che il Pesaro, questi ultimi tempi qua, arriva sempre più tardi. E che pensi che hai da comprare? Hanno te che avere mia bagna fuori a tutti i schei, vero? Non avanti, dopo che avessi bene, da un occhio limpido, proprio bene. Gemma, sono passata a piazza di So questa mattina. Avevo visto un banco di scarpe, mamma che bello, mi sembra che sia un paro. Beh, intanto te le viste e dopo se Marco volesse farti un regalo. Marco, a te che voi, agli uomini, Gemma, un regalo. Anche perché dopo otra via sgannare. Il scaltro da un gatto, col salta dentro sul Cunaro, non ne scappa neanche un uovo. E in una tappa fin di la baia di foraia. Guarda, Pafin. Madonna, se quegli uomini si sanno mezzodì, Gemma, digli che se ne si sgalmare sul can, che mi viene dentro che non mi spattane dappertutto come ieri sera. Tranquilla che ti
Ma domenica faccio un pasto di tagliatelle. Ma pensa qua domenica sta qua. Se fosse venuto dentro prima a aiutarmi a far da mangiare, non mi cavaria mia c'è in vino che maniera qua, sa Dio. Qualcuno che deve andare a provare gli uovi prima da provare su. Ho altro mi da fare. Questi qua gli uomini sono. Si è pronta Toia. Vedi le galline che segna fare così a loro. Uomini, guardate che pronto! Arriviamo, con permesso, che se ne temo il calmale, dopo fare, se ne temo il calmale, se no qua... Ah, che stufo! Il parone della casa, è arrivato. Il parone della casa lavora tanto con Fina! Ma lei... Cosa che tu pareggiate buon un po'? Un po'. Supa de verse e dopo poi 5 a quinta. Buon. Buon 5 poi. Oh, Sempre qui a gioco. solorto se resta solo che verse. Domani a Maria, lato femmina. Se accade un poco di tempo andare a cattare un po' di bruscandoli, è risotto che ti piace tanto, podaria anche a farti. Oh. Ciao Amia! Tante domeniche che non mi fa più in tagliare. Domenica poi. Sì, Avevo anni che aspetto mi. Uvi, no, cattano. Vabbè, ora siamo a Poi posto. annunare con buchi di uvi, barattare un po' di farina e domani faccio i tagliatelle. Grazie Amia e sì che andate del colpo ciò. Sì. Io so, non abbiamo cerca di voi perché guarda a terra, vedi che a colpa Visto che la luna è ancora buona, vorrei che voi portasse porto qualche domani mattina o Marco voglio sistemare la barchessa. Giovanni, che tu guardai sparare, ma mi pare che sto anno non hai ancora cominciato a fare sparasi. Ne capirei, ormai sparare invece, e fa più che va, va. Però, anche se fosse pochi, potremmo tenerli per domenica che si festa. Ah beh, neanche a domani posso fare tagliatelle, perché io bisogna tenerli per sparsi. Ma si preoccupi Amia, ne mangeremo un'altra volta. Io Marco, guarda che per stasera bisogneria che ti capissi pareggiare al manco dovanese sull'orto, perché ancora avevo due radici e domani mattina, prima di attaccarsi sulla barchessa, piantiamo, visto che la luna è ancora buona. Va bene, pareggerò vicino a quelli del Cappucci. Sì. No, uomini, qui un altro minestrino di supa. No, mare, basta, l'uscita è sempre qui, Alde. Basta. Fina, Dime, vieni a sentarti e anche le femmine, tutti qua. adesso arrivo. Aspetta che non vedo. E adesso facciamo il segno della croce prima di mangiare. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E così ogni giorno si ripeteva questo rito, un rito tanto caro ai vecchi come ai giovani, dove anche durante il pasto si rivelava forte nei loro discorsi, nelle pietanze e il loro legame con la campagna. E con questo Contramo Lineto vi ringrazia della vostra attenzione, vi invita a vedere gli altri aspetti dell'angolo rustico, sperando di darvi uno spaccato reale di quello che sono stati i magnari di una volta e su come si mangiava una volta. Grazie per l'attenzione. Invece che metà sono di italiano lo parla male perché ti confondi. La sardina, pesce gatto e risotto.